tanti soldi perché? Chi ha tanti soldi vive come un pascià, e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Soldi, soldi, ovvero Papa Braschi, si danno donne, whisky, salute, figli maschi perché? Chi ha tanti soldi vive come un pascià, e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Prendi, spandi, spendi, non domandare da dove provengono. E dindi, e tanti dindi, che nelle tasche ti fanno din din din. E io vago! E io vago! Allora, il Presidente del Consiglio Enrico Letta è tornato soddisfatto da Bruxelles perché sono stati stanziati 9 miliardi dall'Unione Europea per la disoccupazione giovanile, ma Luca Zaia, governatore del Veneto, non gliele ha mandate a dire. Ha detto oggi, e lo sentirete tra pochissimo, che sono tutti soldi destinati, quelli destinati all'Italia, 1 miliardo e 500 milioni, che sono pochini per risolvere il problema della disoccupazione, ma sono tutti destinati al Sud, ha detto Zaia. Lo sentirete con un diavolo per capello mentre critica il governo che si dimentica completamente del Nord, che si dimentica completamente delle piccole e medie imprese, mentre la Regione di tasca sua mette sul piatto 750 milioni con Veneto Sviluppo per aiutare le imprese, le piccole imprese e medie imprese in difficoltà. Partiamo da questo, Zaia castiga Letta, e ovviamente partiamo dal lavoro, dalla crisi, da questa situazione drammatica, ma parliamo di tanto altro come al solito a Focus. Decreto del far di cosa? Ma stiamo scherzando? Cioè creare 200.000 posti di lavoro tutti al sud. E queste sono le risposte che si dà al Veneto, locomotiva d'Italia. Più che amareggiato, è un Luca Zaia disilluso e sarcastico quello che apostrofa il decreto all'occupazione di Letta, un insulto al Veneto. È un accordo storico, quello firmato oggi a favore del lavoro in Veneto, che prevede un affidamento di 750 milioni per le piccole e medie imprese regionali, soldi garantiti dai confidi attraverso un nuovo strumento di riassicurazione del credito. Stiamo parlando di una movimentazione di oltre 750 milioni di euro ed siamo all'ultima generazione, nel senso che stiamo aiutando le imprese che già hanno dei debiti e che debbono rinegoziare i tempi dei loro debiti, quindi parte il sistema della garanzia dei crediti. Allora, Presidente, un insulto al Veneto, ha detto il governatore. Ma sicuramente è condivisibile la sua idea e le sue espressioni. Ormai da qualche giorno si sta parlando di questi soldi che devono arrivare dall'Europa e che sono tutti finalizzati al centro e al sud del paese. Ma queste sono cose ormai purtroppo note, sono 60 anni che questo paese si comporta in questa maniera. La vacca da mungere è qua e il latte viene preso e bevuto al centro-sud. Il problema è trovare, perché dopo tanti proclami, tante iniziative, tanti detti nei media, bisogna trovare il sistema per dare delle risposte certe, delle risposte forti, perché non è ammissibile che al giorno d'oggi, dopo 20 anni, si continua a fare proclami e non si agisca in maniera forte. Credo che sia arrivato il momento, a fronte anche di un governo che continua con la stessa linea dei governi precedenti, di privilegiare il centro-sud e bastonare come sempre il nord. L'invito è purtroppo i veneti non si svegliano, perché purtroppo anche nei momenti migliori i veneti purtroppo hanno sempre dimostrato che votano in una certa direzione, non capendo l'importanza di fare una lobby del territorio. Da parte nostra come amministratori credo che dobbiamo passare da una leziosa comportamento di normative per cui essere leali a quelle che sono le condizioni amministrative che ci impongono questo Stato borbonico, per passare a un sistema di rivolta, perché credo che sia arrivato il momento di fare una rivolta, perché non possiamo più sopportare che si perdano migliaia di posti di lavoro, di aziende che chiudano, e è finita il tempo della comunicazione, credo che sia arrivato il tempo dei fatti concreti. Insomma, intanto diciamo cosa hanno pubblicato oggi i giornali, e cioè che il comitato chiamato a decidere per il referendum consultivo avrebbe detto, non so quanti l'avrebbero detto, ma tra questi Bertolisi e altri hanno detto
6 milioni costerebbe questo referendum, per cui non si potrà fare. Dunque, io spero, innanzitutto concordo pienamente con quanto ha detto il primo ospite. L'unica cosa che cambierei, quando si parla di Stato italiano, è uno Stato sabaudo, non è borbonico, perché i borbonici sapevano amministrare il Regno delle Due Sicilie splendidamente. Questo è uno Stato sabaudo amministrato malissimo. Per quanto riguarda il referendum per l'indipendenza, prima cosa da dire agli spettatori che ancora forse non conoscono l'indipendenza veneta è che per risolvere tutti questi problemi non esiste altra soluzione che l'indipendenza del Veneto. E anche per risolvere le gravi umiliazioni a cui si è sottoposti continuamente. La scorsa trasmissione sono stato invitato, si parlava di schiaffo al Veneto, oggi ci parla di umiliazione del Veneto ed è così. Quindi il referendum, noi speriamo come indipendenza veneta, se l'aspetto su cui si è espresso il professor Bertolissi è puramente economico, sicuramente troveremo 6 milioni di euro anche a costo di autofinanziarci, perché in fondo la libertà ci sono dei popoli che l'hanno conquistata dando la vita. Se noi come veneti riusciremo a mettere insieme 6 milioni di euro per avere la nostra libertà, caspita, sarà costata anche poco. E questa è la prima cosa che vorrei dire. E poi, cosa posso dire? È una situazione veramente drammatica che personalmente non ho mai visto nei miei 50 anni di vita. E io sono un cittadino, sono genovese ma risiedo in Veneto, e costantemente vedo delle persone anziane, venete, che davanti ai cassonetti dei rifiuti cercano qualcosa per vivere, e credo che si sia arrivati, come ha detto il Presidente, giustamente a una svolta, a un punto critico, e naturalmente ci possono essere varie forme, vari modi di conquistare l'indipendenza. Quello che la storia ha sancito come il modo valido è il modo referendario, e questo ci porterà naturalmente a non avere 750 milioni di euro, ma averne 20 miliardi in più ogni anno, e rilanciare l'economia non attraverso strumenti di sussidio europeo italiano, ma attraverso il mercato del lavoro che si riprenderà finché c'è un tessuto vivo, perché poi quando non ci sarà più il tessuto vivo sarà tutto morto, sarà inutile anche essere indipendenti. Allora, professore, davvero affiora sempre questa, in fondo non è l'antipolitica, è diciamo, il rammarico per vivere in un paese in cui la si chiama anche casta, no? C'è la classe politica, quella che non taglia la spesa pubblica, perché qui il problema è sempre questo. La Regione del Veneto, la provincia, insomma, i comuni hanno tagliato o sono stati costretti a tagliare con la forza. Quelli non tocca niente, c'è il Ministero della Coesione Territoriale. A cosa serve? Cioè è possibile che non si possano tagliare? Adesso hanno congelato l'acquisto degli F-35. In una situazione del genere è possibile che non si riesca a tagliare di questi 800 miliardi che costa lo Stato qualcosa per recuperarne 8? Cioè no, dice tagliate voi, noi non ci tocchiamo. Ma perché è il meccanismo degli stati moderni, degli stati che nascono nell'Ottocento, quello di diventare sempre più centralisti, di aumentare sempre la spesa pubblica, di creare sempre più clientele. Ora, naturalmente tutti questi soldi che vengono dall'Unione Europea, l'Unione Europea non è la Fininvest piuttosto che la Luxottica, non è un ente produttore di ricchezza, riceve il denaro da noi, quindi riceve il denaro come lo riceve Roma, lo riceve Bruxelles, non sono aziende produttrici di ricchezza. Cosa succede? Vengono poi ridistribuite secondo meccanismi clientelari e naturalmente creando posti di lavoro al sud si creano clientele al sud, ma questo è un meccanismo purtroppo che va al di là della bontà o della cattiveria degli amministratori. Io in questo senso da liberale classico sono sempre ottimista sulla bontà dell'uomo, quindi io non attacco in realtà Letta piuttosto che altri, io semplicemente dico questo è il sistema dello Stato centralistico che è così, non può essere modificato. Abbiamo avuto l'esempio dell'Unione Sovietica, l'esempio della Jugoslavia e ci sarà l'esempio anche dell'Italia, per cui poi ci sarà una disgregazione dell'Italia quando l'Italia sarà ridotta a un deserto, quando non ci saranno più imprese nel sud né nel nord, quindi non è la difficoltà a tagliare la spesa pubblica, deriva dal fatto che la spesa pubblica è fatta di tanti piccoli contratti con categorie che poi devono essere in qualche modo rispettati, altrimenti si viola questo idolo della Costituzione. Le faccio esempio della mia categoria, noi dicevo prima il sindaco Borato, diciamo prima dell'incontro, anche gli stessi dipendenti pubblici non sono per niente al sicuro. Il caso dei professori universitari, che pure dovrebbero essere una sorta di casta,
È un caso esemplare perché si prevede nel nostro contratto, o meglio nel rapporto che abbiamo con lo Stato, uno scatto biennale di anzianità che è abbastanza consistente. Questo scatto è stato congelato per tutto il 2014, è stato annunciato il congelamento per il 2015 e sappiamo, perché in Germania lo stanno facendo, che non ci saranno più aumenti di stipendio per i professori universitari. Io ripeto, sto parlando di una casta, io davanti a persone che veramente soffrono la fame, come diceva il sindaco Boratto, mi vergogno anche di dirlo, di dover difendere un privilegio mio, ma non lo difendo. Ma cosa vuol dire? Se questo lo applica a tutte le altre categorie di dipendenti pubblici, 5 milioni di persone, è chiaro che la spesa per forza cresce, ma la spesa cresce per un meccanismo che un liberale classico conosce benissimo, perché cresce il costo della carta igienica, perché cresce il costo dei servizi, quindi la spesa pubblica è destinata comunque a crescere. Per quello che io sono, le idee demagogiche, diciamo, ridurre, che sarebbero molto giuste, ridurre l'indennità parlamentare, tutto quanto, ma non toccherebbero al fondo questa crescita esponenziale, questa legge di gravità verso il basso della spesa pubblica. E questo sarà una cosa che anche il Veneto Indipendente dovrà affrontare naturalmente, perché comunque sarà uno Stato. E nel momento in cui sarà uno Stato dovrà essere estremamente cauto nella propria gestione della cosa pubblica, anche se avrà naturalmente una ricchezza che al momento non ha. Però non è, secondo me, imputabile alle persone, è proprio imputabile al sistema. Nel momento in cui si capisce che è imputabile al sistema, si capisce che il sistema deve essere radicalmente cambiato, come questa sera i signori e le signore che sono qui con me stanno in maniera diversa, ciascuno con la propria esperienza, dicendo che ci vuole un cambio radicale del sistema. Come diceva il sindaco Boratto, siamo alla fine del film. E quindi attaccare le persone perché è sbagliato e perché io mi astengo sempre da ogni giudizio sui politici italiani, perché c'è un'idea di fondo che attaccando le persone arrivino persone migliori. Nel momento in cui si attacca invece il sistema, si capisce che dobbiamo creare un sistema migliore con l'indipendenza. Nel momento in cui si attaccano le persone, come purtroppo in Italia succede molto spesso anche in maniera violenta, con insulti e violenza, c'è di fondo una arrière-pensée, una convinzione interna che siano le persone a fare il sistema e che quindi siano sostituite da altri, magari di altri partiti, e il sistema migliori. Ma in realtà è il sistema stesso che non funziona più, è questo Stato centralistico, ottocentesco, sabaudo, che non funziona purtroppo più e che sta riducendo in povertà intere popolazioni. Allora, avevo visto un sms sul referendum per l'indipendenza, vediamo questo, ma Letta cosa pretende dalle imprese se non hanno lavoro? Come fanno ad assumere? Ma lo sa lui che non c'è lavoro o dobbiamo fargli un disegnino? Allora, i sindaci dicono dobbiamo tenerci qui le risorse, insomma, bisognerà fare, diciamo, evitare di rispettare certe regole, rischiare l'osso del collo perché poi diventi ineleggibile, ti possono anche dare delle sanzioni pesanti, no, dal punto di vista finanziario. Io concordo pienamente con quanto ha detto il sindaco Boratto, perché io sono molto lieto che 30 detenuti abbiano ottenuto il lavoro, però un signore prima diceva che c'erano 80.000 posti di lavoro persi in 6 mesi. Quant'è la forza lavoro del Veneto su 4.800.000 abitanti? 1,5 milioni? Quindi stiamo parlando di una cifra immensa, del 5%, 6% persi in 6 mesi della forza lavoro. Significa che, la signora diceva 20 anni, lo statista non ha 20 anni di tempo, perché tra 20 anni sarà un deserto il Veneto. Extra libertatem nulla salus, al di là dell'indipendenza del Veneto non si può fare nulla, si può speculare su macro regioni, federalismo, geometria variabili, città metropolitane, ogni altra forma di utopia politica, ma la cosa praticabile, l'unica via praticabile che tanti altri stati europei nel mondo praticano è quello di creare un piccolo stato virtuoso che nel caso del Veneto avrebbe da un lato 1100 anni di storia come Repubblica Serenissima, dall'altro quello che rimane di un tessuto economico e industriale che altrimenti sarà completamente eroso, sarà ridotto a zero. Per cui quando gli uomini saranno come nel film con Brad Pitt, saranno ridotti a degli zombie, non interesserà assolutamente più se sono indipendenti o se sono parte di uno Stato centrale, perché non hanno più da che mangiare. Una situazione di crisi immensa per cui ci vuole una soluzione radicale che sarebbe di beneficio anche per l'Italia, perché nel momento in cui non ci fosse più il residuo fiscale del Veneto, l'Italia stessa, una volta che il Veneto è una repubblica indipendente, riformulerebbe le proprie politiche e sicuramente starebbe attenta agli sprechi, sicuramente quello che diceva il Presidente sulle mostruosità di queste province che hanno un numero immenso di dipendenti, un numero immenso,
una quantità immensa di denaro pubblico a disposizione sarebbero ridotte. Quindi l'indipendenza del Veneto porterebbe finalmente anche a un'Italia molto più solida e eviterebbe per forza gli sprechi, perché tutti i soldi che vanno giù, come diceva il sindaco Boratto, non andando più giù, essendo trattenuti in un territorio divenuto indipendente, costringerebbero a riformulare tutte le politiche. Quindi le mostruosità che mentre muoiono di fame le persone ci sono privilegiati che hanno 50.000 euro al mese di pensione, non ci sarebbero più, sarebbe totalmente riformulato. Quindi l'indipendenza del Veneto porterebbe grande beneficio al Veneto, ma anche a tutto il resto dell'Italia. Allora...